Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Messina, il dolore straziante per Alessandra Frazzica. Nel pomeriggio i funerali della più giovane delle persone morte a seguito del crollo. Intanto, concentrandosi su un'area rimasta ancora inesplorata, proseguono le ricerche dei due dispersi. Catania, la cenere vulcaniche e l'impatto sui trasporti. La SAC, che gestisce lo scalo etneo, dopo una breve riapertura ha disposto la chiusura degli spazi aerei in arrivo fino alle 21 di oggi. Decine di voli sono stati cancellati, altre decine dirottati a Comiso, Trapani e Palermo. Caos e attese fanno infuriare i viaggiatori. Sull'Etna intanto, modesto flusso lavico dal cratere Voragine, aumenta l'attività esplosiva con ricaduta di cenere su alcuni paesi della fascia pedemontana, Adrano, Nicolosi e Ragallo. Trasporti nel caos anche sul mare. Entreranno in vigore lunedì gli aumenti delle tariffe per traghetti e gli scafi da e per le isole minori. 8 sindaci scrivono alla Regione per chiedere un intervento immediato. Fermare la fuga dei cervelli dalla Sicilia e investire sui talenti è la missione della Scuola Superiore di Catania, che offre ai migliori studenti un percorso di alta formazione senza dover lasciare l'isola. La magia del bel canto, pienone al Teatro Greco di Tindari per il Nabucco di Verdi. Dopo il successo e le ovazioni del pubblico, l'opera vivrà il gran finale a Taormina. Calcio, Palermo gol australiani, 2-0 dei rosanero contro il Melbourne City. Nella prossima amichevole con la Juve si dovrebbe vedere strefezza. Catania, primo vero test. Domani alle 20 i rossazzurri giocheranno al Menti contro il Vicenza per il primo turno di Coppa Italia. Di nuovo bentrovati. Alessandra vive, le parole, lo strazio dello zio di una delle vittime del crollo di Messina. Questo pomeriggio i funerali di Alessandra Frazzica, la più giovane delle persone morte nel rione Pistunina. Al lavoro i vigili del fuoco che continuano le ricerche fra le macerie degli ultimi due dispersi, anche e soprattutto in aree fino ad ora inesplorate. Sentiamo Roberta Lunghi. Messina, sono le 16:30, risuonano le campane della Basilica Cattedrale perché oggi è il giorno dell'ultimo saluto ad Alessandra Frazzica, 21 anni, vittima della tragedia di Pistunina. Bandiere a mezz'asta, il gonfalone listato a lutto, il minuto di silenzio, una comunità raccolta attorno ai familiari. In una cattedrale gremita, presenti le autorità civili con il sindaco e la giunta, e l'Università di Messina con la rettrice, i docenti del corso di laurea in lingue. La forza dell'amore non ha paura dei crolli, così l'arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, che ha fatto leva sulla forza di una città capace di stringersi nel dolore. E poi il sindaco Basile, che ha invitato a un tempo del rispetto in un momento in cui la città spera ancora. Il grido Alessandra vive ha risuonato nelle parole dello zio, mentre palloncini gialli e viola si perdevano in cielo. Un funerale celebrato mentre resta ancora aperta la ferita della tragedia. Dopo il recupero delle prime vittime nell'area del crollo, proseguono infatti le ricerche, che sono state rimodulate e si concentrano su un'area rimasta ancora inesplorata per trovare i due dispersi, così ha spiegato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina. Intanto i PM hanno esteso l'incarico ai medici legali incaricati delle autopsie sui corpi delle 4 vittime. Dovranno effettuare, anche con l'aiuto dei RIS, indagini di natura genetica. Adesso ci spostiamo a Catania per raccontare la giornata di passione per viaggiatori e turisti all'aeroporto a causa dell'attività dell'Etna. La SAC, che gestisce lo scalo, dopo una breve riapertura di circa 3 ore, fra mezzogiorno e le 15, ha disposto la chiusura degli spazi aerei in arrivo fino alle 21 di oggi. Decine di voli sono stati cancellati, altre decine dirottati a Comiso, nel Ragusano, a Trapani e a Palermo. Garantite le partenze, che però non possono esserci se non ci sono aeromobili presenti nello scalo. Inevitabili lamentele dei viaggiatori. Sentiamoli al microfono di Adelaide Barbagallo. C'è un servizio qua a Catania proprio non è impossibile. Siamo qua dalle 7, siamo qua, bambini che hanno fame, non sanno, manca una bottiglia di acqua. Noi dovevamo andare a Bologna ed è stato posticipato di 12 ore. L'attività dell'Etna ancora una volta impatta sullo scalo catanese. Turisti americani dirottati a Roma, altri provenienti da aeroporti italiani hanno fatto scalo a Palermo, voli in partenza sospesi o dirottati, e tutto questo in pieno agosto, con gravi ripercussioni sul turismo. Tutti seduti per terra, il bagno di là si è anche allagato, quindi c'è un bagno solo, bisogna andare su di sopra. Un disastro.
Tutti alla ricerca di pullman, molti non sanno nemmeno di alcuni collegamenti aggiuntivi predisposti da Trenitalia. È stata una mattinata di passione con viaggiatori accampati e disorientati, ma gli inevitabili ritardi accumulati e il caos nelle informazioni fanno infuriare i viaggiatori lasciati nell'incertezza dalle proprie compagnie aeree. Ci hanno detto di spostare il volo a una data disponibile alla compagnia aerea. La SAC, la società che gestisce lo scalo internazionale Vincenzo Bellini, invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Proprio adesso in redazione un aggiornamento su questa notizia. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha comunicato che a causa appunto dell'attività eruttiva dell'Etna è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a sud-ovest. Sono sospese dunque le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 24 di questa sera. Vediamo adesso proprio la situazione sull'Etna. Dai sopralluoghi e dal monitoraggio dell'INGV, queste le nostre immagini di Catania, continua ad essere alimentato il modesto flusso lavico che dalla voragine si riversa nel cratere di nord-est. La bocca eruttiva, che si è aperta nella Valle del Leone a quota 2750, resta attiva alimentando dei flussi lavici i cui fronti hanno superato Monte Simone nella Valle del Bove, attestandosi a circa 2000 metri di quota. L'attività di fontana di lava ha causato una ricaduta di cenere ad Adrano, Ragalna e Piano Vetore a Nicolosi. Nelle ultime ore l'attività esplosiva del cratere voragine si è intensificata, producendo una nube eruttiva che si disperde verso sud. Intanto la Protezione Civile regionale ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore valido dalla mezzanotte per le successive 24 ore per la città di Palermo. Restiamo in argomento trasporti. Non belle notizie per la Sicilia nemmeno dal mare. Scoppia la protesta sulle isole minori per la stangata sui prezzi di traghetti e aliscafi prevista dalla giornata di lunedì. Adesso sono 8 i sindaci che scrivono alla Regione. Il timore è quello di compromettere il turismo e di lasciare le isole senza servizi essenziali. Manlio Viola. Sospendere immediatamente gli aumenti dei biglietti dei traghetti e degli aliscafi dalla Sicilia per le isole minori e viceversa. Lo chiedono 8 sindaci che si rivolgono con una lettera alla Regione siciliana e al Ministero dei Trasporti chiedendo un intervento immediato. Gli annunciati aumenti del 18% rischiano di aggravare il già elevato costo della vita sulle isole minori, di compromettere il turismo e di lasciare le isole senza servizi essenziali, a cominciare dalle ambulanze e dal servizio di emergenza e urgenza sanitaria. Gli aumenti graveranno su tutto, anche sui generi di prima necessità, e quello che viene messo a rischio è il principio stesso costituzionale della continuità territoriale negata ai cittadini delle isole minori. Gli aumenti che scattano praticamente sotto Ferragosto, da lunedì 10 agosto, danneggiano il turismo, l'approvvigionamento di carburanti e di alimentari e intanto scattano anche l'emergenza sul fronte delle ambulanze e tanto altro. Come temuto, l'ambulanza del 118 in servizio a Lipari è già ferma per mancanza di personale soccorritore. Il personale che deve sostituire chi è in ferie o in malattia, infatti, viene dalla terraferma e non è prevista la gratuità per il loro trasporto. I soccorritori devono spendere in media 50 euro al giorno solo per andare e tornare da lavoro e adesso diventeranno quasi 60 e questo induce il personale a rinunciare all'incarico. Sul fronte politico, alla denuncia della senatrice Daphne Musolino ora si aggiunge anche il segretario del PD Anthony Barbagallo, che chiede un immediato intervento del presidente della regione. Sono pentito per quello che ho fatto, così davanti al GIP del Tribunale di Enna nell'interrogatorio di garanzia Gaetano Pirrello, accusato di duplice tentato omicidio per aver ferito a colpi di pistola Salvatore Cutaia e Alessandra Mencarelli in contrada Trabia a Riesi. Pirrello si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Secondo i PM e i carabinieri il movente è da ricercarsi in ragioni sentimentali. Resto nel siracusano, ad Augusta, dopo un'attesa molto lunga, partiranno tra poco i lavori per il depuratore per le acque reflue. Si metterà fine così agli scarichi in mare. Francesco Aloi. Io vivo ad Augusta da più di 10 anni, quindi non sono una augustana doc, però apprezzo perché finalmente di questo depuratore ho sentito sempre parlarne. Quantomeno diventerà il mare come una volta,
polemiche su polemiche e un'attesa durata decenni. Ma adesso ad Augusta è tutto pronto per il nuovo depuratore delle acque reflue. Da qui a qualche settimana vedremo il cantiere nella nostra città e avrà la città la possibilità di godere del proprio mare. Firmato il contratto con la società che dovrà realizzarlo, si aspetta soltanto il via ai lavori entro settembre, quindi a breve. Così si passa dalla fase progettuale a quella esecutiva. Finita la fase di ingegnerizzazione che già è partita, inizieranno altre tipologie di problemi perché sono una serie di lavori molto invasivi, dobbiamo costruire tutta la condotta fognaria, ma ad averceli questi problemi. Un'infrastruttura strategica finanziata con quasi 70 milioni di euro di fondi pubblici, che avrà ricadute sulla qualità del mare e quindi anche sul turismo. Come hanno scritto in una nota il sindaco di Mare e il commissario straordinario unico per la depurazione Fatuzzo, è una risposta concreta a una delle criticità storiche che la città attendeva da troppo tempo. La Procura di Palermo ha dissequestrato le piscine dello stabilimento dell'hotel La Torre. Il sequestro preventivo era stato emesso dalla Capitaneria di Porto, che ha eseguito controlli sugli scarichi nelle strutture alberghiere turistiche a Mondello. L'esito degli accertamenti condotti, scrive la Procura, in assenza di accertamenti tecnici sui campioni, non evidenzia un reato che richieda la posizione di un vincolo cautelare reale. Ritorniamo adesso a Catania, prosegue il blitz della Polizia Municipale contro i possessori di bici a pedalata assistita trasformate in scooter. L'operazione in Piazza Stesicoro e in via Etnea. Tonino De Mana. Stesso posto, Piazza Stesicoro e stessa operazione. A Catania prosegue il blitz della Polizia Municipale contro i possessori di bici a pedalata assistita modificate e trasformate in veri e propri scooter che il più delle volte scorrazzano in via Etnea mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti. Non a caso l'operazione, coordinata dal dirigente della sezione operativa Stefano Blasco, si è concentrata nella centralissima via Etnea con squadre di motociclisti pronte ad intercettare i trasgressori per poi scortarli fino al posto di controllo nell'area antistante l'anfiteatro romano. Viaggio finito e mezzi posizionati uno accanto all'altro sul furgone con destinazione deposito alla zona industriale. Contestato l'articolo 97 del codice della strada per la circolazione con velocipede a pedalata assistita che deve essere considerato ciclomotore senza certificato di circolazione. Sul carro attrezzi per il sequestro finalizzato alla confisca sono state caricate una decina di e-bike truccate. Nel corso dell'operazione sono stati elevati numerosi verbali per il mancato utilizzo del casco, mentre diversi possessori di mezzi a due ruote non erano in regola con la copertura assicurativa o la revisione. Sequestrati anche 2 scooter privi di targa. Fermare la fuga dei cervelli dalla Sicilia e investire sui talenti. È la missione della Scuola Superiore di Catania, che offre ai migliori studenti un percorso di alta formazione senza lasciare l'isola. Roberta Lunghi. Per molti giovani siciliani per anni eccellenza e futuro hanno significato partire. Oggi la sfida è cambiare narrazione. La Scuola Superiore di Catania è la risposta. Gli studenti di Unicit hanno una straordinaria opportunità di risiedere nel collegio di Villa San Saverio, di svolgere attività complementari ai corsi di laurea, quindi laboratori, seminari, una mobilità e anche la ricerca in istituzioni altre, sia italiane che estere. Il diploma equivale a un master di secondo livello, ma con il vantaggio di un risparmio dei tempi di conseguimento, binari paralleli dunque tra Unicit e la scuola superiore. Ma quali sono i numeri? Ogni anno il concorso seleziona 20 studenti meritevoli attraverso delle prove con una commissione esterna all'Università di Catania, proprio per garantire l'imparzialità e la trasparenza. Il 15 e 16 settembre le date del concorso nazionale che si terrà al Polo Didattico di Giurisprudenza di via Rocca Romana. E il bando è rivolto a tutti gli studenti, a prescindere dal voto della maturità. Una realtà
che non si misura soltanto nei numeri. Restare e dunque accedere a una formazione di eccellenza non vuol dire però trattenere, ma al contrario offrire gli strumenti per un confronto internazionale partendo da Catania. Non direi che c'è una contrapposizione tra restare e andare via, ma appunto la Scuola Superiore di Catania coniuga le due cose in maniera direi eccellente e perfetta, perché i nostri studenti possono ambire alle migliori carriere sia in Italia che all'estero. La pagina degli spettacoli, una serata all'insegna dell'ironia e del divertimento. Sul palco di Marina di Modica, Roberto Lipari ha coinvolto il pubblico tra risate e anche con qualche riflessione. Sentiamo. Ma perché l'ultimo spettacolo? Perché già a 35 anni devi annunciare il ritiro dalle scene? E se davvero fosse l'ultimo spettacolo? A Marina di Modica, per la rassegna estiva della Fondazione Teatro Garibaldi, Roberto Lipari ha portato in scena il suo monologo e, come sempre accade con il comico siciliano, ogni spunto è buono per ridere del tempo in cui viviamo. Diventare ricco. Ora, tu lavori in un call center. Se sapevi come si diventava ricco, uno diceva a me, giusto? Uno show personale surreale nel quale comicità, riflessione e racconti di vita vissuta si intrecciano per divertire e far pensare. No, io faccio come tu, cioè annuncio sempre che la fine, però alla fine non arriva mai, così quando farò veramente l'ultimo spettacolo dice mi è venuto bene e che ho fatto le prove generali. E infatti sappiamo che ne stai preparando un altro. Sto preparando un altro, sì, si chiama Ci ho ripensato. Dopo l'ultimo spettacolo ci ho ripensato, è giusto. Confermando la voglia di continuare a raccontare il presente con la sua inconfondibile ironia, Lipari è già al lavoro quindi su nuovi progetti, ma nel frattempo fino a gennaio continuerà a portare il suo spettacolo in tournée, con date in Sicilia e nel resto d'Italia. In Sicilia sarò adesso a Castellammare del Golfo l'11 di agosto, il 12 invece a Fiera di Pollina e poi c'è la chiusura che è il 9 settembre al Teatro Greco di Taormina. Non è ancora tempo di saluti quindi, ma di continuare a ritrovarsi, a ridere insieme. Pienone al Teatro Greco di Tindari per il monumentale Nabucco di Verdi. Dopo il successo e le ovazioni del pubblico, il tour si prepara al gran finale di Taormina. Sentiamo Eva Spampinato. Il teatro è pieno. Quando parte il Va Pensiero, il pubblico interrompe la scena con un applauso che dura diversi minuti. A Tindari il Nabucco conquista il tutto esaurito e chiude tra le ovazioni una delle serate più seguite dell'estate. Sul palco la regia di Salvo Dolce, il coro lirico siciliano e un cast internazionale riportano Verdi nel Teatro Greco, dove la forza dell'opera dialoga con uno dei luoghi simbolo della Sicilia. Inserita nella rassegna Il sorriso degli dei e realizzata con il Parco archeologico di Tindari, guarda già all'ultimo appuntamento del tour. Stasera il sipario si alzerà al Teatro Antico di Taormina e sarà una prima anche sul piano dell'inclusione. Il Nabucco verrà tradotto in diretta nella lingua dei segni italiana per permettere anche al pubblico non udente di seguire lo spettacolo, perché la grande musica parla a tutti, anche con le mani. Un aggiornamento su quanto sta succedendo sull'Etna e sui cieli di Catania. Sull'Etna l'attività esplosiva è in diminuzione, dal cratere voragine c'è una debole emissione di cenere lavica, mentre fronti lavici sono ancora presenti alla Valle del Bove e nella Valle del Leone. Quanto emerge dal nuovo avviso per l'aviazione diramato dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania e il Bona, che è sceso così da rosso ad arancione. Questi gli ultimi aggiornamenti, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, ritorniamo fra poco con la pagina sportiva.
Buon bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale dedicata allo sport con il calcio in primo piano. Il Palermo vince in amichevole a Perth in Australia e va avanti nella preparazione in attesa dell'esordio stagionale. Leduaron e Peda liquidano il Melbourne. Con la Juve, sempre in amichevole, dovrebbe esserci anche il nuovo tanto atteso acquisto Strefezza. Marco Gullà. Un gol per tempo e Palermo che a Perth in Australia batte per 2-0 il Melbourne City, in gol Leduaron e Peda. I rosanero si aggiudicano così la seconda edizione dell'Anglo Palermitan Trophy, il torneo che fu inaugurato lo scorso anno in città quando al Barbera arrivò il Manchester City. La squadra ha mostrato notevoli passi in avanti sul piano del gioco, il nuovo modulo varato da Inzaghi comincia ad essere assimilato dai calciatori. Non c'è stata praticamente partita, il Palermo ha comandato il gioco sin dall'inizio, tanti cambi e una certezza. La formazione di Inzaghi sta correndo, ebbene, verso l'esordio stagionale che sarà il 17 agosto al Barbera in Coppa Italia contro il Lecce. I rosanero si portano avanti all'11° con Leduaron, scatto in profondità del francese su bel filtrante di Giasi e conclusione vincente che batte il portiere del Melbourne. Al 55° il raddoppio rosanero sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sponda di Leduaron di testa e successiva incornata vincente di Peda nel cuore dell'area australiana. Poi Ampalo nel finale, va vicino al tris. Queste amichevoli trovano sempre delle risposte, nel senso adesso il risultato conta poco. Io volevo cercare di vedere i miglioramenti, penso che la squadra si sia impegnata, abbia cercato di fare quello che volevamo fare, siamo contenti comunque di aver vinto e continuiamo questa tournée molto bella, lontano dall'Italia ma bella per l'affetto che ci circonda e poi fra qualche giorno affronteremo anche la Juventus e per noi sono partite che hanno un certo peso, ecco. E proprio contro la Juventus in amichevole, sempre a Perth, dovrebbe esserci l'esordio di Gabriel Strefezza, arrivato in Australia e voglioso di mettersi a disposizione. Dal Palermo al Catania perché domani c'è l'esordio stagionale in gare ufficiali per i rossazzurri di Longo, attesi dalla partita di Vicenza per il primo turno di Coppa Italia. Sentiamo. Seduta mattutina e di rifinitura, quindi prevalentemente tattica per il Catania che viaggia alla volta di Vicenza dove domani sera, calcio d'inizio alle 20, affronterà i Veneti, neopromossi in Serie B, per il primo turno preliminare di Coppa Italia. D'ora in poi si farà sul serio, altrimenti è in palio la qualificazione in una sfida che presenta molte insidie, in primis per l'avversario di categoria superiore e poi per il fattore campo, anche se sugli spalti è annunciata la presenza di 600 cuori rossazzurri fidelizzati e non residenti a Catania. Nel corso dell'ultima seduta in terra umbra, dopo la gara è previsto il rientro in sede, Longo ha provato l'11 anti-Vicenza partendo da una certezza, ovvero la difesa a 4. 3 invece i centrocampisti ed altrettanti gli attaccanti, 2 esterni ed un riferimento centrale. L'alternativa è come sempre il collaudato 4-2-3-1. Per Vicenza, Gherardi ed Allegretto dovrebbero agire al centro della difesa, sicuro Corbari che può dare molto in un centrocampo a 3. In avanti, probabile l'impiego in avvio di Lunetta e Cicerelli. Tra i disponibili per il match di Vicenza figura anche il neoacquisto Perrotta che ha firmato un anno di contratto più l'opzione per il secondo. A proposito di mercato, il Catania e la Cremonese stanno discutendo di un eventuale passaggio in rossazzurro del Jolly Rocchetti. In uscita si cerca una soluzione e soprattutto una collocazione per Di Noia. E debutterà a Vicenza la terza maglia del Catania con le bande in nero e antracite, omaggio alla pietra lavica dell'Etna. I colori degli inserti laterali sono invece rosso-azzurri, come vedete appunto dalle immagini. La terza maglia era stata annunciata attraverso un video realizzato con i giocatori del Catania qualche giorno fa e domani appunto sarà utilizzata dalla squadra di Longo per l'esordio in Coppa Italia. Ci fermiamo, un'altra piccola pausa per noi. Ultima notizia di sport, oggi a Scoglitti nel Ragusano sono cominciate le Final 8 che assegneranno lo scudetto del beach soccer, impegnata anche la formazione catanese di We Beach che ha affrontato Cagliari. I rossazzurri del tecnico Mario Giuffrida si sono imposti con il punteggio di 6-5 ed hanno ottenuto dunque il pass per la semifinale scudetto. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.
Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.